In questo momento, soprattutto in quest'area del paese dove le aziende sono molto importanti, il tema dell'energia è un tema cruciale su cui è necessario intervenire su più fronti, come lei ha sottolineato anche in queste settimane, per far fronte a degli aumenti e anche all'instabilità legata al costo dell'energia. Cosa state facendo? Cosa si può fare? E questo viaggio del Presidente in Arabia Saudita può influire in qualche maniera in un miglioramento delle condizioni economiche dell'energia in Italia? Ma guardi, l'ha detto lei, l'instabilità dovuta al venir meno della fornitura da parte della Russia, quindi al 31 dicembre si è chiuso il gasdotto che attraversava l'Ucraina, che per noi non era così rilevante come quantità, ma era rilevante per altri paesi, e quindi ha generato un aumento immediato del prezzi. Il nostro indirizzo è quello di superare questa dipendenza dal fossile. Negli anni abbiamo cominciato a diversificare i fornitori nella fase iniziale, andando verso sud, andando al di là del Mediterraneo, andando nel Nord Africa oppure nell'Azerbaigian a prendere il nostro gas. Siamo abbastanza tranquilli sulla quantità, ma sul prezzo dipendiamo dai prezzi internazionali, quindi la sfida è quella di aumentare fortemente le rinnovabili, arrivare a un certo momento a disaccoppiare i prezzi rispetto a quello che è il costo di produzione del fossile e naturalmente crearci una condizione di maggiore indipendenza che ci permette di avere una competitività paese nei confronti di altri paesi europei, Francia, Spagna, la stessa Germania, che rischiamo di non avere in questo momento. E un tetto al prezzo? Allora, io sto sostenendo in ambito europeo che è necessario essere pronti a mettere un price cap che non vuol dire il tetto al prezzo di vendita, ma vuol dire da quel momento in avanti nella borsa olandese sospendi le contrattazioni che non siano fisiche, perché in questo momento già cominciano ad esserci un quantitativo di scommesse, di contrattazione di natura puramente finanziaria, utilizzando poi il meccanismo dei derivati, che rischia di gonfiare artificiosamente il prezzo, che non è assolutamente legato al quantitativo fisico di scambio. Mettere un tetto non vuol dire il tetto per il compratore o il venditore, vuol dire un tetto oltre al quale non ti lascio più scommettere. Questo è il significato.